1768 giorni è il titolo del documentario su Totò Cuffaro, che verrà presentato e proiettato il prossimo 4 maggio alle ore 18 presso il Cine Multisala Politeama di Palermo. La pellicola del regista Marco Gallo, che ha seguito l'ex presidente della regione dalla sua uscita dal carcere fino a oggi, accompagnando e filmando i suoi giorni in Burundi, il periodo della pandemia, il ritorno in politica, racconta parte della sua vita prima e dopo l'esperienza dal carcere. Un documentario dove emerge il lato umano del politico, passato dal potere al carcere fino alla sua riabilitazione. Sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla prima del documentario, il cui ricavato della serata sarà interamente devoluto all'associazione Aiutiamo il Burundi Onlus e contribuirà a far vivere e studiare i tanti bambini orfani del Burundi. E ogni giorno, per 1768 giorni, ho fatto 10 km e mezzo, che sono 60 giri di campo. Sono stato un uomo delle istituzioni, ho avuto un grande rispetto per la magistratura. Le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente della Regione. Eleva la pena inflitta a Cuffaro Salvatore ad anni 7 di reclusione. Durante il carcere la paura più forte è stata quella di non farcela. Mi appresto ad andare a scontare la mia pena. Ha trattato in quanto Salvatore Cuffaro, ex presidente della regione condannato per mafia. La frustrazione dell'impotenza, io credo che o si impazzisce o si cresce. Mi scriveva che mi avrebbe fatto uscire dal carcere, anche se per un solo giorno ci è riuscito. Fa più male alla Sicilia. Io che ruolo gioco? Totò, oggi libero. Libero. Basta. E quando mi mancavano le forze ho detto ma vaffanculo, io devo arrivarci, andavo.